ecco, l'idea di questa maratona di 2 giorni è una cosa nuova, ma non avevo mai sentito, e mi ha incuriosito e ho chiesto di poter intervenire, di poter partecipare. Ebbene, per ogni anno e sarebbe il caso di augurare i migliori auspici, anche perché sì, per maggiori contributi in tutti i sensi, insomma, anche economici, per incoraggiare i giovani. Soprattutto loro si presentano a queste rassegne un po' per cominciare a sfondare, un po' per provare programmi nuovi, un po' per essere accolti e vedere come suonano, ancora dico, in questi contesti. Questo è un contesto artistico per me favoloso. Chiunque voglia ascoltare si avvicini il più possibile, perché davvero è più bello per noi avervi più vicini, quindi se avete voglia di alzarvi un attimo e avvicinarvi, ci fate un favore, se non imbarazza troppo. Non ho confini. La mia pelle è una porta aperta e il mio cervello una casa vuota. La punta delle mie dita tocca facilmente il firmamento e il suolo di legno. Un'estate fa la storia
danced. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will say yeah.
trovo che la rassegna, questa rassegna musicale, questa festa musicale sia una bellissima idea, perché raccogliere in un paio di giorni moltissimi gruppi, moltissime orchestre, cori e anche musicisti e anche bambini per fare musica in luoghi diversi di questa splendida villa, trovo sia un'esperienza per chi la fa bellissima e è anche uno stimolo per tutta la gente che viene a sentire per poter poi seguire anche al di fuori delle giornate di oggi la musica, i concerti che si fanno anche altrove. Allora, abbiamo concluso oggi la 4ª edizione della Festa della Musica Attiva, che è stato un successo perché gli obiettivi che ci eravamo posti, quelli di incentivare sempre di più la musica amatoriale in connubio con i professionisti e soprattutto incentivare la passione dei ragazzi per lo studio della musica, è stato raggiunto. Rispetto agli altri anni abbiamo visto una crescita dei ragazzi, abbiamo visto un innalzarsi anche del livello qualitativo, un entusiasmo sempre maggiore da parte di tutti coloro che hanno partecipato e un maggiore coinvolgimento del pubblico. Anche l'affluenza è notevolmente cresciuta e quindi speriamo che questa iniziativa possa migliorare ancora di più nel tempo e richiamare anche coloro che magari la musica non la conoscono davvero o che magari intendono approcciarsi a nuovi generi. Noi siamo entusiasti di quello che siamo riusciti a creare anche quest'anno, migliorato decisamente il livello artistico dei gruppi, abbiamo coinvolto ancora di più gli istituti scolastici, in particolar modo ad indirizzo musicale, le scuole medie e anche dei licei. E c'è stata una partecipazione anche di pubblico molto più numerosa rispetto alle edizioni precedenti e questo ci fa ben sperare e soprattutto ci dà grande soddisfazione, che significa che stiamo lavorando bene, stiamo lavorando in modo positivo e ci auguriamo che questa manifestazione, questo festival possa continuare anche negli anni futuri e quindi, come tutte le altre occasioni, vi do appuntamento alla prossima edizione che sarà appunto la 5ª. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Ghirardi, come sempre, che ha voluto che grazie appunto ad essa noi riusciamo a portare avanti questo evento, alla Regione Veneto, alla Villa Contarini e alla collaborazione che il coro Santa Cecilia Città di Piazzola sul Brenta ha dato e a tutti gli intervenuti. Grazie e arrivederci.